questa sala è già piena, bisogna che qualcuno democraticamente scelga il maxi schermo di sotto, perché tra un po' i vigili del fuoco ci diranno che il gruppo si può stare. A voi la scelta, se Melasa. Vedermi il mare, non sono potuto entrare perché c'erano tutti i divieti d'accesso delle villette, una cosa... Al Pedra, a Portocervo? Vicino al sì, quella sì, zona. sì, c'ho lavorato, Ah. la conosco bene. Infatti noi per andare al mare lì andiamo. Ciao. Vede che scambia. Se la sanno, non posti sguarnivo in quei due là, Franzi. La signora Francesca Miola è desiderata dietro il palco. Francesca Miola dietro il palco. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti così numerosi. È una bella giornata di sole, avete attraversato la Sardegna. Spero che il viaggio sia stato semplice, gradito, che abbiate visto un bel paesaggio. Credo che avessimo tutti voglia di fare pace, non ne potevamo più. E oggi è il giorno della pace tra la gente, le associazioni, i movimenti. Di fare pace, di iniziare a lavorare e di partecipare. Complimenti a voi per tutta la voglia, l'energia, la passione che ancora avete, tutta la volontà di partecipare in questo impegno politico che vivremo assieme nei prossimi mesi e nei prossimi anni soprattutto. La giornata di oggi è un po' nelle mani di Giacomo Mannelli, che è lì e che adesso guiderà la giornata. Ci vediamo più tardi. Buongiorno, ho detto buongiorno per educazione, perché volevo iniziare con un finalmente si parte, finalmente la melina non c'è. Si parte con le nostre gambe e con le nostre energie, le energie di chi crede in Sardegna nel centro-sinistra. Non dirò nient'altro perché per 41 secondi sentiremo il padre di tutti noi. Fate sedere quelli che sono in piedi lì, che non si vede nulla. Signora, si calmi.
Dicevo, do la parola per 42 secondi al padre di tutti noi, ha compiuto 90 anni pochi giorni fa, Giovanni Lilli. Ascolti Santos, direi che il tuo destino deve ispirarti la sua regna. In questo momento difficile, da grande speranza e di desejo per smessi territori, bisogna raccogliere a parte ogni divisione e trabalhar notti sul mare, in suo sentito della libertà, democrazia e della autonomia. Si saluda a todos, sin amicizia e fraternidade. Viva a sua vita e viva os santos in amore e pace. Giovanni Lilli. Auguri su Giovanni, altro 100 anni. Sul palco Flavio Soliga, uno scrittore che non cita se stesso, ma leggerà i brani di un suo collega scrittore. Legge Dura madre di Marcello Fois, sintetizza il brano Il nano di Carlo Alberto e legge per intero Nani giganti. Flavio Gigante. Questa storia inizia un giorno di aprile del 1829, un giorno di cielo azzurro splendido. Carlo Alberto di Savoia, il principe ereditario del Regno di Sardegna, sta venendo a visitare quest'isola perduta in mezzo al mare. Trova la terra che ha davanti un po' brulla, ma il suo camerlengo gli assicura che in realtà ci sono un piccolo baio col pennacchio e guidato da un nano. Ecco, un nano gli abbiamo regalato e ci siamo fatti uno... Ragazzi, intende tutto il commento lo fai tu. Aveva problemi perché voleva l'accompagnamento. È la prima volta che sono chiamata a votare, già da tempo ho preso decisione. I motivi per cui ho ritenuto valida la mia scelta sono vari. In primo luogo non nego di essermi fatta influenzare dalle posizioni politiche di familiari e conoscenti
che hanno sempre creduto nella sinistra, o forse è meglio dire che non credono nella destra. Ma oltre a questo ho avuto modo di rendermi conto come la destra si stia dimostrando assolutamente incapace di portare avanti un paese secondo criteri che io ritengo dovrebbero essere universali. Io non ho visto neanche un minimo di equità sociale. A 69 anni, contadino di Paoli Arbarei. Le faccio una domanda difficile. Di che cosa ha bisogno l'agricoltura oggi? Perché crediamo nell'agricoltura. Prima di tutto l'agricoltura oggi vuole risanare dei debiti che ha. Quei debiti non li ha creati il contadino, l'hanno fatta creare quei signori che sono nel palazzo. Perché io... Non in questo, nell'altro palazzo dove è nata una malattia, non so che sia la Pluton, non lo so, tecnicamente adeguato a quelle cose. Allora, prima di tutto pastori e contadini devono essere risanati. Parli dei contadini, dei pastori deve parlare il suo amico. Bravo, già figlio mio pastore. Ci sono padri e figli. Quanti anni ha suo figlio? 27 anni. Pastore di pecore? Di pecore. Quante ne ha? 26, ne ha circa 200. Selezionate, non selezionate? No, ha preso i maschi, selezionati sì, però non ha la scrizione. La mungitrice meccanica ce l'ha? La mungitrice meccanica. Sì. E quindi è un pastore moderno. E il padre è un contadino moderno. L'agricoltura sarda che cosa può fare per farci trovare nel bancone del supermercato, dal verduraio, più verdura, più frutta prodotta in Sardegna? Questa è una parola che vuole una risposta. La dia lei. La prima cosa ho detto di risanamento, poi devono partire a raccogliere le acque che ci sono in Sardegna, perché acqua ce n'è molta, però non è raccolta. È l'irrigazione di tutta la Sardegna, dei terreni fermi, in modo che il contadino possa camminare con le sue gambe, perché non ha chiesto mai la l'elemosina, ha chiesto sempre i diritti per rispetto di dignità. Queste siccità perché sono nate? Causa del tempo, ma a causa dell'uomo politico che non ha saputo fare le strutture necessarie dal tempo, da 50 anni. Io mi ricordo una cosa, non so che qualcuno abbia letto o sia stato presente. Io ho avuto non un insegnante dell'università, un insegnante delle scuole elementari. Siccome ero sempre un po' birichino, questo insegnante ha invitato a una riunione di fine del lavoro di un idraulico toscano pagato dalla regione per studiare le acque della Sardegna. Lui, quando ha finito, ha fatto un documento. Io c'ero presente perché il mio insegnante, conoscendomi da quando ero a scuola con lui, un bravo maestro, e anche io ero un bravo alunno, però non sono potuto andare più perché dovevo pascolare le pecore del grande padrone di quel tempo. Allora, questo ha stilato un documento dicendo che la Sardegna, se fossero raccolte tutte le acque che ci sono, poteva rimanere senza piovere per 4 anni, che le terre sarde facevano a irrigare tutti. Ma l'ultimo pensiero a te, se la mente non mi tradisce, gli scienziati dicono che l'umidità tira là. Allora, essendo irrigata tutta la Sardegna, naturalmente c'era umidità,
e invece di piovere 20 volte pioveva 40 volte e non avevamo la siccità che abbiamo. Grazie. La fiducia che abbiamo dato a quei signori, non vorrei dire. Non dica quelle parole. Non le dica, non la dica. Clima in Sardegna, la capra è l'animale più intelligente, pulito, bello. Perché capre? Capre perché è una scelta, intanto buongiorno a tutti, bentrovati, è una scelta più che altro dettata dal territorio che utilizzo, sono territori marginali, cespugliati, che quindi non... Giovanni Bucetto, sindaco di Villanova Fontana. Tore Cherti, sindaco di Carboni. Metto in mezzo Pino di Loca. Muoiono le zone interne, i paesi si spopolano. Diceva Gianfranco Bottazzi, senza paesi la Sardegna non sarà più Sardegna. Perché si spopolano? Però non glielo chiedo con molto interesse, le chiedo come si fa a rianimarlo. Intanto diciamolo perché si spopolano perché sono entrati in crisi settori produttivi fondamentali che hanno retto l'economia delle zone interne. L'anno scorso ci sono state due grandi lotte, due grandi eventi che probabilmente non sono stati sufficientemente capiti. Parlo della lotta degli operai di Ottana e parlo della lotta dei pastori per il prezzo del latte, che non era solo per il prezzo del latte. Sono i due settori fondamentali che sono entrati profondamente in crisi. E questa crisi ha trascinato proprio antropologicamente le nostre comunità, hanno portato a una caduta di equilibri sociali, a una caduta proprio della possibilità di sussistenza di vita nei nostri paesi. Detto questo, sembrerebbe che non ci sia niente da fare, invece questo non credo assolutamente che sia vero, altrimenti sarei tornato a casa anziché continuare a fare il sindaco. Intanto ci sono delle cose. Intanto ci sono delle cose che vanno praticate a livello di politica regionale, ma di questo suppongo se ne occuperà Renato Soru come Presidente della Regione Sardegna. Per quanto mi riguarda, io come sindaco, perché io sarò sindaco ancora per un anno e non rappresento in questo momento nessuno se non me stesso, però sicuramente porto la stessa sensazione, gli stessi problemi di tutti gli altri sindaci delle zone interne. Possiamo fare molte cose, io non credo nel gigantismo, però noi abbiamo un ambiente su cui si può lavorare, noi abbiamo delle risorse su cui si può lavorare. Allora, senza creare elementi di gigantismo, creiamo in ogni paese con gli strumenti che abbiamo dei piccoli interventi nel settore, per esempio, della pastorizia, nel settore dei percorsi archeologici, nei percorsi della salvaguardia dell'ambiente. Creiamo delle cooperative che diano lavoro a 3, 4, 5 persone, creiamo 5, 6 esperienze in ogni paese. Allora avremo 30, 40 persone che si liberano della schiavitù delle chiamate trimestrali nei cantieri forestali, che si liberano del notabilato che nelle nostre zone di nuovo sta rinascendo in maniera Oggi in politica
che la politica regionale purtroppo significa da noi che io conosco un potente, un consigliere regionale e mi rivolgo direttamente a lui e lui risolve i miei problemi. Questa è mafia, questi sono gli elementi. Di perpetuazione del sottosviluppo, della dipendenza personale, della incapacità di liberarsi da questi vincoli. Allora creiamo lavoro buono, gli strumenti ce li abbiamo, come per esempio il piano del lavoro, la legge 37. Utilizziamola in modo corretto, fuori dal clientelismo, fuori dagli interessi personali. E io credo che nei paesi vi comincerà il senso del vivere civile. Forzando la sua volontà. Oggi, 25 marzo, è trascorso quasi un mese dall'infame attentato che ha causato la morte del tuo genitore. Noi tutti quanti ci uniamo al dolore della vostra famiglia per il grave lutto. Come sempre abbiamo preso ferma posizione da atti che in qualche maniera ricordano le imprese di Cosa Nostra. Anche questa volta puntualmente vogliamo ribadire i nostri sani principi ispirati alla democrazia, manifestando completo dissenso a tutte le manifestazioni violente attuate nel nostro Paese, oltre ad esprimerti piena solidarietà per quanto possa servire. Su questo tema abbiamo preso pubblica posizione. In data 21/3/2004 abbiamo letto la tua intervista sulla Nuova Sardegna e abbiamo apprezzato le tue dichiarazioni al proposito di voler continuare a fare il sindaco di questo Paese per affermare la democrazia. La nostra cooperativa è fiera e orgogliosa del sindaco di Burgos ed è sicura che il trionfo della democrazia e della legalità servirà da esempio a questa comunità e non solo a questa, e permetterà di farci vivere in un contesto sociale molto migliore, dove il dialogo democratico tra la gente deve prevalere su tutte le altre logiche. Buon lavoro a te Pino e a tutto il Consiglio Comunale. Ho voluto leggere la lettera di questa cooperativa perché di cooperazione voglio parlare con Giovanni Cercando di vincere quel pericolo gravissimo che corrono i nostri comuni, che è quello dello spopolamento, facendo restare nel territorio i giovani, facendoli crescere, cercando di... e dei comuni, l'efficienza e la snellezza dell'attività amministrativa. Io chiederò a Torichetti se oggi l'attività amministrativa regionale... Bella giornata di sole, bella non solo per il sole, ma soprattutto bella per quello che stiamo facendo insieme. E vorrei dire e auguro che questo insieme, questo collettivo cresca ulteriormente, che proprio ricordando Mario Melis. Una scaletta più breve, avevamo una scaletta più breve e spero non abbiamo approfittato troppo della vostra pazienza, ma cercherò io di essere più breve. D'altronde, quanto posso dire qualcosa, forse quello che ho da dire è la parte meno importante della giornata, mi sembra un pochino di essere la scusa di questa giornata. In realtà questa giornata nasce da sola.